4 giorni per parlare di ambiente, 4 giorni di spettacoli, convegni, esposizioni e tour, il cui tema fondamentale è il rapporto tra uomo e territori di pianura. È questo il Festival della Bonifica che si è aperto a Sandona di Piave e proseguirà fino a domenica. Una scelta non casuale, quella della città del Piave, perché proprio qui nel 1922, con il Congresso regionale della Bonifica, si posero le basi per un nuovo approccio alla gestione delle acque. Se prima bonificare significava uscire dalla palude, da quel momento si è affiancata l'esigenza di rendere le acque utili per il territorio, puntando sull'irrigazione per rendere fertili e prosperi quelli che fino a quel momento erano solo luoghi malarici. Non a caso, un terzo della pianura veneta è sotto il livello del mare. Significa che un terzo della pianura del Veneto ha bisogno tutti i giorni, quando piove, che ci siano le pompe dei consorzi di bonifica accese, e perché questo succeda c'è una manutenzione straordinaria giorno e notte, 24 su 24. Con il Festival della Bonifica i consorzi vogliono far sì che i cittadini non si ricordino di loro solo quando ricevono a casa il bollettino, ma siano sempre più consapevoli che dietro tale richiesta di contributo c'è un sistema virtuoso e innovativo che lavora per la sicurezza del territorio e per il benessere di tutti. È giusto ed è importante ricordarci, parlare di storia, parlare di passato, ma credo che da qui deve partire un discorso, deve partire un dialogo per costruire il futuro. Futuro che è rappresentato dai giovani, da cui le tante iniziative promosse in questi 4 giorni con il mondo della scuola.